L'allerta arancione tiene in ostaggio la provincia di Agrigento, la protezione civile ha diramato lo stato di preallarme. 1 chilo di cocaina trovata nelle campagne di Naro, 33enne domiciliare nascondeva hashish in un vicolo di via Tenea d'Agrigento, in programma convegno tematico al polo universitario. Bonus alle imprese che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza, accordo Stato-Regione, fondi per migliorare la qualità dell'aria. In eccellenza scoppiano le polemiche dopo il derby Acragas Pro Favara, i risultati di promozione prima e seconda categoria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il maltempo, la tempesta tiene in ostaggio la provincia di Agrigento e allerta arancione. Per il secondo giorno consecutivo la protezione civile ha diramato un nuovo stato di preallarme. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Anche oggi sono state diramate le ordinanze allerta meteo nei vari comuni della nostra provincia. A coordinare le operazioni di controllo e monitoraggio anche l'Ufficio della Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento, che ha attivato sin dalle ore 6 di ieri mattina la sala operativa per la gestione di eventuali emergenze sul territorio agrigentino a causa delle cattive condizioni meteo, avendo il Dipartimento regionale della Protezione Civile emanato l'avviso di rischio meteo idrogeologico e idraulico con codice arancione, con precipitazioni temporalesche intense e persistenti su tutta la regione, con venti di burrasca dai quadranti sud-orientali e mareggiate anche violente. Il Libero Consorzio di Agrigento ha attivato anche tutte le associazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale della Protezione Civile, che hanno coadiuvato il personale dell'Ufficio della Protezione Civile nella gestione di eventuali segnalazioni di emergenze. In particolare è stato anche attivato il numero telefonico per le emergenze 333 6141 869 per le opportune segnalazioni. Stamani abbiamo fatto un bilancio dell'attività svolta con il geologo Marzio Tuttolomondo, responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento. Abbiamo attivato la sala operativa in occasione dell'allerta arancione sul territorio della provincia di Agrigento. Abbiamo creato un numero verde, quindi dedicato proprio alle emergenze, dove i cittadini hanno chiamato e in effetti abbiamo dato delle risposte rispetto alla problematica che ha coinvolto la nostra provincia. Ecco, in particolare le chiamate da dove sono arrivate e quali sono state le emergenze segnalate? Abbiamo avuto un po' di problemi sulla SP17, sulla provinciale, e poi diciamo che la maggior parte delle chiamate sono state di cittadini che si devono spostare lungo la viabilità. Ecco, il vostro è un servizio quotidiano all'infuori dell'allerta meteo di oggi, c'è sempre, avete anche dei mezzi, ecco, ci parli un po' di come siete attrezzati tecnicamente? Noi la nostra competenza è chiaramente all'interno della provincia, del territorio provinciale, però ci occupiamo principalmente sull'attività sulle strade provinciali di competenza dell'ente del libero consorzio. Il vostro lavoro H24? L'abbiamo tenuta, la sala operativa si è aperta dalle 6 dell'11 e tuttora è ancora aperta, aspettiamo il bollettino di giorno di oggi pomeriggio per capire se dobbiamo continuare con l'apertura della sala operativa. Ecco, abbiamo visto che c'è un monitor dove segnala la perturbazione, quindi avete il modo anche di monitorare come va il maltempo, insomma. Sì, è chiaro che oltre alle segnalazioni, quindi seguiamo questo monitoraggio attraverso i vari siti che sono disponibili. Ecco, ricordiamo il numero verde magari a chi vuole qualche informazione? Sì, il numero verde è 333 614 1869. Fino ad ora la situazione è sotto controllo, speriamo che nel pomeriggio non ci siano dei problemi. Il vostro lavoro è stato fatto in collaborazione con alcune associazioni di volontariato, tra queste quali? Sì, abbiamo attivato quindi le associazioni della provincia e ci hanno dato una grande mano d'aiuto per la gestione di questa sala operativa, l'Emergenza Life di Porto Empedocle, Gisa di Agrigento, Giubbe d'Italia di Sant'Elisabetta e Grifoni di Favara. E in particolare il volontario Sicurello è stato con noi qua 2 giorni, che è qua con noi in sala operativa.
Una boccata d'aria è stata fatale per un 33enne di Agrigento sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane è andato a fare una passeggiata in centro in un vicolo della via Atenea, ignaro di essere pedinato dai carabinieri. I militari lo hanno osservato mentre rovistava tra le pietre, mentre armeggiava con uno strano involucro. Poi lo hanno inseguito per una decina di metri e lo hanno bloccato. I sospetti dei carabinieri si sono rivelati fondati quando, andando a verificare nel punto esatto in cui si era fermato il sospettato, hanno trovato alcuni panetti di hashish. L'immediata perquisizione domiciliare non ha fatto altro che confermare l'ipotesi investigativa, e cioè che quella droga fosse destinata allo spaccio nei vicoli della centralissima via Atenea. Infatti dentro casa il 33enne aveva tutto l'occorrente per confezionare le stecche di hashish da vendere: un taglierino, un bilancino e diverse confezioni di plastica. In più i carabinieri hanno trovato e sequestrato denaro contante, molto probabilmente frutto dell'attività di spaccio. In tutto sono state sequestrate banconote per un ammontare di circa 250 euro. Il bilancio finale è stato di 2 etti di hashish sequestrata, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 700 euro. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, diretti da Giovanni Minardi, del commissariato di Canicattì diretto da Cesare Castelli, hanno effettuato accurate ricerche in una zona di campagna di Naro dove è stato sospettato che potesse essere nascosto dello stupefacente. L'esito delle ricerche è stato positivo: è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina in un unico blocco del peso complessivo di 1 chilo. Ad un primo taglio per lo spaccio al dettaglio, lo stupefacente avrebbe fruttato almeno 300.000 euro di illeciti introiti. La droga è stata sequestrata, indagini di polizia giudiziaria sono in corso. È in programma al Polo Universitario di Agrigento un appuntamento tematico volto a sensibilizzare i giovani a non cedere alla tentazione di far uso di sostanze stupefacenti, ma anche a favorire il dialogo tra genitori e ragazzi. Vediamo. Un'interessante iniziativa si svolgerà venerdì 15 presso il Polo Universitario. Ecco, ce ne parlerà direttamente l'interessata. Ho il piacere e l'onore di invitarvi questo venerdì 15 novembre alle ore 18 presso il Polo Universitario nell'Aula Magna, a un incontro che ho voluto fortemente, incontro che vedrà come relatori 2 grandissimi genitori, grandi io dico con genitori con la G maiuscola. Sono papà Gianpietro Ghidini e mamma Carolina Bocca. 2 persone accomunate da un grande dolore, l'uno per la perdita del figlio in seguito all'assunzione di una sola volta di droga, mentre Carolina Bocca è una donna che ha subito il dolore di un calvario passato insieme al figlio, che rimane vittima di droga, quindi diventa tossicodipendente alla sola età di 13 anni. E per 7 anni affronta questo calvario e fortunatamente riesce a superarlo, quindi anche un messaggio di speranza. Questo incontro è importante, io vi invito tutti a venire perché è un'opportunità per noi genitori, per i formatori, per gli adolescenti e tutti quanti. La mattina sarà rivolto agli studenti di tutti i licei, degli istituti superiori, mentre il pomeriggio dedicheranno la loro esperienza, la condivideranno con tutti noi genitori affinché possa esserci d'aiuto. Non è una classica testimonianza, è la testimonianza di 2 persone che sono uscite a superare questo grande dolore, vogliono condividerne l'esperienza, ma soprattutto è un messaggio di speranza, è un messaggio di condivisione, perché vogliono fare in modo che la loro esperienza possa essere di aiuto a tutti i genitori e a tutti gli adolescenti. Quindi io mi rivolgo non solo a coloro i quali hanno problemi di questo genere, ma anche, forse anche soprattutto ai genitori e a tutti i ragazzi adolescenti, perché è un periodo veramente critico e tutti noi genitori, figli e adolescenti sicuramente lo sappiamo. Quindi ancora una volta vi aspetto venerdì, spero che veniate numerosi, perché questa è sicuramente una grande opportunità. Grazie. Ricordiamo dove? Quindi venerdì 15 alle 18 presso il Polo Universitario di Agrigento. Proseguono i controlli notturni della polizia nei locali di Agrigento. Il bilancio presentato stamani in conferenza stampa. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Stamani i primi risultati dei controlli notturni della Movida Agrigentina sui locali pubblici del centro della città di Agrigento, effettuati in questi giorni dal primo dirigente, dottor Angelo Bellomo, del servizio Pasi della Questura. L'attività si è concretizzata con il controllo di 4 locali fissi e di un venditore ambulante e sono state elevate sanzioni amministrative sull'attività di somministrazione per avere diffuso musica oltre l'orario consentito e senza le relative autorizzazioni e per il mancato rispetto dell'orario di chiusura e 2 cessazioni di attività. Il questore di Agrigento, la dottoressa Iraci, ha dato impulso a quelle che sono le attività in materia di ordine e sicurezza pubblica, con riferimento soprattutto ai luoghi dove si registrano numerosissime presenze e soprattutto di giovani, e dove purtroppo nei giorni scorsi sono state segnalate alcune criticità che hanno dato un senso di insicurezza al cittadino che noi cerchiamo di correggere immediatamente. In questo quadro è chiaro che il dirigente della divisione Pasia ha effettuato una serie di controlli di polizia amministrativa agli esercizi commerciali che si possono localizzare, che sono perfettamente individuati nella cosiddetta via Atenea, piazza San Francesco e vie limitrofe. L'attività ha riguardato soprattutto quella che è il rispetto delle norme in materia di polizia amministrativa, quindi voglio fare riferimento alle emissioni acustiche, come anche all'attività eventuale abusiva o non abusiva di pubblico spettacolo, quindi in assenza di quelli che sono i provvedimenti autorizzatori del questore, e anche in questo caso anche il rispetto degli orari. Questa attività di tipo repressivo per noi è un'attività che ha una finalità soprattutto di prevenzione, e che per far sì che gli operatori commerciali non vedano soltanto nell'attività di polizia amministrativa quello che è il lato negativo, ma soprattutto quello positivo, cioè quella di poter essere nelle condizioni di poter rispettare tutte le regole, mettere noi nelle condizioni che, affinché quegli episodi, tra virgolette, critici non accadano più. In tale ottica le intenzioni della Questura di Agrigento, del Questore e del Parlante sono quelle di poter in qualche modo affiancare a queste attività di natura repressiva, per cui vogliamo cogliere e cogliamo soprattutto con la finalità di tipo preventivo e di prevenzione, un'attività appunto vera, allo stato puro di prevenzione. In che senso? Attraverso un percorso di legalità e di legalizzazione e attraverso anche un confronto con le confederazioni di categoria, con le associazioni di categoria e con qualsiasi altro organismo che possa esserci utile per poter far sì che gli operatori commerciali abbiano chiaro le norme che debbono rispettare, perché la nostra esperienza ci dice che questo tipo di constatazioni, di violazioni avvengono anche talvolta per lacuna informativa. Formazione e medicina, farmacisti a convegno per parlare di format e gestione dello spazio. Vediamo. Format e gestione dello spazio, come nasce questo corso di formazione per i farmacisti della provincia di Agrigento? È il secondo corso che facciamo nel nostro percorso di management inaugurato ormai da qualche anno insieme alla Mylan. La Mylan è stata una delle primissime aziende a credere nel nostro progetto, che è stato formare l'eccellenza, quando ancora era un esperimento formativo. Oggi ormai da anni è diventata una vera e propria realtà e ormai in maniera consolidata abbiamo il piacere di dedicare la seconda parte dell'anno a questo percorso di management. In particolar modo il corso di stasera è il corso che a dicembre chiude questo momento, quest'area tematica, quella del management, sarà dedicata al marketing e alla comunicazione in farmacia. Questa sera ospitiamo la professoressa Maria Grazia Cardinali, che è docente di marketing strategico all'Università di Parma. Abbiamo, grazie a questa condivisione, a questa sinergia su cui è proprio basato il nostro network formativo, avuto il piacere di riportare ad Agrigento la formazione di alta qualità e docenti di alto profilo e soprattutto di aver riallacciato il confronto con tanti atenei italiani. E stasera appunto portiamo avanti un corso su una tematica, quella proprio del marketing, che ci è stata tante volte richiesta dai colleghi. È un corso che sarà particolarmente seguito e questo ci dà proprio l'idea di aver interpretato davvero quello che era il desiderio formativo dei colleghi qui ad Agrigento.
Lo scorso 5 ottobre ad Agrigento, nell'ambito dell'iniziativa Rimbocchiamoci le maniche e poi anche in precedenza in occasione di altri 2 interventi, volontari della sezione di Agrigento, della Lega Navale e dell'associazione Mare Vivo insieme agli studenti hanno ripulito la spiaggia dei Maddaluse, il boschetto della foce del fiume Acragas, da sempre zone vittime di degrado e incurie. Ebbene, nessuno ha raccolto i sacchi pieni di rifiuti, adesso il tutto rischia di disperdersi nuovamente nella zona, riversandosi in mare. Ecco perché i dirigenti Lega Navale e Mare Vivo, Domenico Argento e Fabio Galluzzo, lo scorso 4 novembre hanno scritto una lettera all'ennesima al sindaco Firetto e all'assessore Amel sollecitando la raccolta. Ad oggi, martedì 12 novembre, nessuno ha raccolto nulla. Il caso, alquanto vergognoso e avvilente, è stato rilanciato dall'associazione ambientalista Mare Amico. Il coordinatore Claudio Lombardo afferma: ad oggi, dopo ben 40 giorni, ancora il Comune non ha provveduto ad eliminarli. Non si è presentato, seppur citato regolarmente, all'udienza in calendario ieri pomeriggio in cui sarebbe dovuto comparire in qualità di testimone. Per questo motivo il giudice che presiede il collegio, la dottoressa Gianfranca Claudia Infantino, ha disposto l'accompagnamento coattivo il prossimo 25 novembre nei confronti di Calogero Curto, fratello di Vincenzo, presunta vittima del tentato omicidio. Il processo è quello a carico di Gianluca Scaccia, pastore canicattinese accusato del tentato omicidio del rivale Vincenzo Curto. L'agguato sarebbe avvenuto il 26 giugno del 2017 nella zona di Borgalino, nei pressi della casa di campagna del pastore 36enne oggi imputato. Scaccia avrebbe fatto fuoco, sostiene l'accusa, per gelosia, in particolare per vendicare la circostanza che Curto, ex marito della sua nuova compagna, voleva riallacciare una relazione con la donna. Dopo aver sentito l'ultimo test, il pubblico ministero Gloria Andreoli proseguirà con la requisitoria. Battute finali dunque del processo. Giovanni è venuto qua per cercare di ragionare la cosa, dietro una intercettazione nei confronti di un familiare della vittima che fa riferimento a uno zio dell'imputato. Ci sarebbe, secondo il PM, la spiegazione della clamorosa ritrattazione del 34enne Vincenzo Curto, che all'udienza precedente aveva negato di essere stato ferito a colpi di pistola proprio da Gianluca Scaccia, parlando di colpi di proiettili vaganti e dicendo di non avere ricordi successivi. I giudici della prima sezione penale, presieduta da Gianfranca Claudia Infantino, prima di dare la parola al pubblico ministero Alessandra Russo per la requisitoria e al difensore dell'imputato, l'avvocato Angela Porcello, per la ringa conclusiva, hanno quindi deciso di sentire Calogero Curto, uno dei fratelli della vittima, per cercare di mettere meglio a fuoco le presunte pressioni che ci sarebbero state dietro la ritrattazione, ma non solo. Ha ritrattato perché è stato intimidito. La prova arriva dalle intercettazioni, aveva detto in aula il pubblico ministero Paola Vetro, chiedendo al tribunale di dichiarare inutilizzabile il verbale con la dichiarazione di Curto, che peraltro si era sottratto per circa un anno con vari pretesti alla testimonianza del processo. Si torna in aula il 25 novembre. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza godranno di importanti agevolazioni come l'esonero dei contributi previdenziali di almeno 5 mensilità. I particolari nel servizio. Le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno godere di importanti agevolazioni, l'esonero dei contributi previdenziali di almeno 5 mensilità per un importo non superiore a 780 euro mensili. Lo si apprende dai colleghi di GDS. Lo sgravio sarà calcolato sulla differenza tra i 18 mesi massimo previsti della misura e le mensilità già percepite dai suoi beneficiari. Nel caso in cui l'eventuale assunzione non sia a tempo pieno ma a tempo parziale, è prevista una riduzione del bonus. Venerdì 15 novembre prossimo l'INPS renderà disponibile il modulo SRDC che permette alle imprese di chiedere lo sgravio. Il datore di lavoro interessato ad accedere all'incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell'agevolazione, la determinazione dell'importo e della durata. L'INPS verificherà che il datore abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l'Agenzia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, calcolerà l'ammontare del beneficio e verificherà che per quel datore vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis. Nell'istanza di autorizzazione sarà necessario indicare se l'assunzione del beneficiario del reddito di cittadinanza riguarda un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione. Se così, il datore avrà un beneficio ridotto perché una quota dell'incentivo viene riconosciuta sempre in forma di sgravio contributivo anche all'ente di formazione che ha qualificato il lavoratore assunto.
Accordo Stato-Regione, 4 milioni per l'ambiente. La firma a Catania del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. I fondi serviranno per migliorare la qualità dell'aria sia nelle città che nelle aree industriali. Lello Casesa. Sottoscritto ieri un accordo dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed il Presidente della Regione Nello Musumeci per affrontare la crisi ambientale in Sicilia. L'accordo, citato dall'ANSA, prevede alcune misure per il miglioramento della qualità dell'aria nei maggiori agglomerati urbani della regione siciliana e punta soprattutto a migliorare la situazione del traffico urbano e nelle aree industriali, con una elevata presenza di impianti termoelettrici, raffinerie e cementifici. Previsto nel settore dei trasporti l'impegno della Regione per incentivare il ricambio del parco auto delle piccole aziende e dei cittadini e soprattutto un maggior utilizzo di mezzi pubblici con l'adozione di un biglietto unico. Il governo siciliano dovrà prevedere interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla riduzione del 40% del traffico veicolare entro il 2022. Dovrà inoltre prevedere la realizzazione nelle città di infrastrutture per potenziare la mobilità, come ad esempio biciclette elettriche ed altri sistemi. Maggiori controlli saranno affidati alle amministrazioni comunali sulle emissioni dei motori dei veicoli circolanti. Sono provvedimenti, dichiarano i due rappresentanti istituzionali, che serviranno entro i prossimi anni a contrastare i fenomeni ambientali ed in modo particolare ad educare il cittadino ad una migliore tutela e salvaguardia del nostro territorio. Uno sguardo all'Agrigento-Palermo sulla linea ferrata. Vediamo come si viaggia in treno con Saragallo. Decidere di viaggiare con il treno Agrigento-Palermo, sebbene possa trattarsi di un'esigenza, rappresenta un grande disagio per i passeggeri. A denunciare le condizioni inaccettabili dei malcapitati viaggiatori è Claudia Casa con un post di sfogo su Facebook, con il quale racconta di essersi trovata ancora una volta in una vera e propria bolgia dantesca. Purtroppo la Sicilia e soprattutto la provincia di Agrigento continuano a soffrire di carenze dal punto di vista del trasporto pubblico che a nostro modo di vedere toccano il loro apice per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo del treno, soprattutto del treno da Agrigento a Palermo. C'è già capitato più volte, a me personalmente è capitato di dover viaggiare in condizioni che sono assolutamente inaccettabili, con un treno formato esclusivamente da una carrozza più 2 motrici, quindi con pochissimi posti già in partenza, e che durante il percorso, quindi durante le fermate alle varie stazioni, si è riempito all'inverosimile. Questo è capitato per esempio alla vigilia del lungo ponte che c'è stato per i morti, quando siamo partiti appunto da Palermo in direzione Agrigento con il treno che proprio appunto scoppiava, con la gente che era seduta sui gradini, che stazionava in piedi nei corridoi, quindi in condizioni di assoluta insicurezza di viaggio. Ci sembra che tutto questo sia assolutamente inaccettabile. Noi abbiamo già una pessima situazione per quanto riguarda la viabilità non solo interna, ma soprattutto quella che appunto conduce tanto a Catania ma soprattutto a Palermo, e quindi auspichiamo che veramente da questo punto di vista si ponga al più presto rimedio. Ci è stato detto che con l'anno nuovo nel 2020, nella primavera del 2020, dovrebbero entrare in funzione dei nuovi treni, quindi con più carrozze disponibili per i passeggeri che ogni giorno utilizzano il treno Palermo-Agrigento. Noi lo auspichiamo, cioè speriamo che appunto questa promessa venga mantenuta e che si facciano viaggiare appunto le persone in condizioni non più così disagiate. Presentato il calendario della Polizia di Stato, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Alla presenza del Ministro dell'Interno Lamorgese, del Capo della Polizia, Direttore Generale, Prefetto Franco Gabrielli, del Presidente dell'Unicef Italia, Francesco Samengo, è stato presentato ieri presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna
l'edizione 2020 del calendario della Polizia di Stato. Quest'anno la realizzazione di 12 scatti che hanno il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato è stata affidata a Paolo Pellegrin, una delle più ammirate firme della fotografia italiana e fotoreporter di guerra, nonché vincitore delle 10 edizioni del World Press Photo. Nei suoi scatti le ombre e le luci non sono declinate per mere finalità estetiche, ma sono rigorosamente plasmate per raccontare storie di uomini, spesso ai margini di guerre, di drammi umanitari. Per questo suo rigore gli abbiamo chiesto di raccontare attraverso i suoi tagli di luce e i suoi neri degradanti le nostre donne e i nostri uomini nel loro quotidiano agire, e quanto ha dichiarato il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli. In questo gesto così facile, cioè di fare una fotografia, cioè che facciamo tutti siamo fotografi, tutti abbiamo il nostro cellulare, tutti in qualche modo riteniamo, insomma, di saper leggere un'immagine. In realtà in quel gesto così facile si racchiude così un mondo, cioè che è il mondo del fotografo, cioè tu ogni volta che scatti dai voce all'insieme di chi sei in quel momento, e questo cambia come noi cambiamo, se viene informato dalla vita, dalla paternità, dagli amori. Servizio è il fine ultimo di ogni nostra azione. Faro di una condotta volta a proteggere le comunità, lo Stato e i suoi cittadini, senza fermarsi mai. Impegno è la tenacia che ci anima nel lavorare ogni giorno, con sacrificio e attenzione. È la forza che ci porta dove c'è bisogno di noi. Passione è l'energia motrice della nostra missione, la misura dell'impegno profuso verso la sicurezza e il rispetto della vita in ogni scenario. Per esserci sempre. Paolo Pellegrin, per il calendario 2020 della Polizia di Stato. Sabato sera un giocatore di Agrigento ha centrato un 5 da 56.000 euro. La schedina vincente è stata convalidata al bar Tabacchi Genova di via Mazzini. Il jackpot nel frattempo ha raggiunto più di 30 milioni di euro. In Sicilia il Semanca ad aprile 2018 con 130 milioni vinti a Caltanissetta. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Calcio eccellenza, scoppiano le polemiche post derby Akragas Pro Favara. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Non sono piaciute le affermazioni fatte dal presidente dell'Akragas al termine della partita con il Pro Favara. A tal riguardo è pervenuta una nota stampa in cui il presidente Rino Castronovo e tutta la dirigenza del Pro Favara rimangono stupiti, basiti dal comportamento e dalle dichiarazioni rese dal presidente dell'Akragas Giovanni Castronovo durante la conferenza stampa tenuta nel post partita Akragas Pro Favara, che sono facilmente riscontrabili nei filmati pubblicati in diversi siti da diverse testate. Ma diciamo che era una partita molto sentita, forse più da parte di loro che da parte nostra. Certo è sempre un derby, però vedo che a Favara l'hanno caricato in maniera esagerata, come se giocassero la partita della vita. Addirittura quest'estate si vociferava che se l'Akragas non avesse partecipato all'eccellenza forse il Pro Favara non si iscriveva, quindi non capisco tutta questa, come dire, suggestione su questa partita. Per noi era una partita importante come era quella con la Cefaledium, con l'Alcamo, per cui sapevamo di trovare una squadra che avrebbe giocato più a calci che a calcio. Purtroppo così è stato, anche se va fatto complimenti al Favara perché comunque annovera tra le sue fila giocatori di un certo calibro, tra tutti Mariano Cordaro che in alcuni momenti ci ha impensierito, però devo dire che oggi la squadra è stata molto quadrata e
ritengo che abbiamo legittimamente vinto una partita dove qualche frangente è normale che si poteva rischiare qualcosa, però non ricordo particolari parate di Paterniti, mentre qualcuna del portiere di loro la ricordo, per cui ritengo che siano 3 punti molto importanti contro un avversario difficile, un derby sentito anche dai nostri tifosi. Giustamente poi non accettiamo che vengano persone a casa nostra a fare fenomeni, quindi ci dobbiamo fare rispettare quantomeno. Non so questa credine che c'è nei miei confronti a Favara, ma ho le spalle larghe, quindi voglio dire, mi dispiace, perché comunque ho avuto e ho sempre rispetto per Favara, per i favaresi, però forse loro non l'hanno nei miei confronti, quindi pazienza, io faccio la mia parte, non posso, come dire, costringere nessuno. Abbiamo fatto gesti di fair play nella partita di Coppa Italia, sono serviti a poco, pazienza, si vede che ognuno di noi farà la sua strada e comunque auguro le migliori fortune a Favara, perché comunque non rinnego le origini. Dichiarazioni infelici che offendono la squadra di calcio del Favara, cittadina che ha dato i Natali ai genitori dello stesso presidente, dichiarazioni rese a caldo subito dopo un derby che possono essere giustificate se rilasciate da normali tifosi ma non da un rappresentante di una delle società più blasonate della Sicilia. Tra le cose dette, Giovanni Castronovo ha evidenziato che la partita sia stata molto sentita dalla squadra ospite, che ha giocato più a calci che a calcio, affermazioni che ci permettiamo di obiettare, in quanto c'è stato proprio lui durante tutta la settimana, nel tentativo di riempire lo stadio del Seneto, a pompare la gara e la tifoseria di casa, dando al derby l'importanza della partita dell'anno, proclamando anche la giornata biancazzurra. E nel pompare l'ambiente lo stesso presidente si è caricato oltre misura, svestendosi del ruolo di rappresentante di una società, prendendo le sembianze di un ultra, ma non in curva sud, ma in campo e negli spogliatoi. A fine primo tempo, addirittura sotto il tunnel che porta le squadre negli spogliatoi, ha pesantemente spintonato il nostro calciatore, afferma il presidente, reo di avere chiesto spiegazioni al direttore di gara su alcune decisioni prese. L'avvocato Castronovo in più di un'occasione ha provocato i dirigenti del Favara e i tesserati, cercando anche un opportuno scontro fisico, atteggiamento non giustificabile da parte di chi ospita una squadra avversaria. Per fortuna sua l'Agragas non è solo l'immagine del suo presidente rissoso, ma anche tesserati e dirigenti con comportamenti signorili, come appunto il tecnico Mutolo, il direttore sportivo Russello, i dirigenti Capraro e Nobile, che si sono prodigati a far tornare la calma chiedendo scusa sull'atteggiamento del loro presidente. Ma la parte dell'intervista che più ci ha offeso è quella relativa a una vicenda legata all'estate che vogliamo rendere nota. Castronovo in estate aveva dato mandato ai suoi emissari e poi ci ha contattati di persona per una cessione gratuita del titolo della Pro Favara per un trasferimento ad Agrigento, richiesta rimandata al mittente con un secco no. Noi, a differenza di Castronovo, non cancelliamo la nostra storia e i nostri trascorsi. In caso di una crisi societaria avremmo ridimensionato i nostri programmi, ma mai avremmo svenduto o regalato il nostro titolo sportivo, tradendo una città e una tifoseria che ci segue in casa e sempre in trasferta, come ieri con una presenza massiccia e calorosa all'Esseneto. Caro Castronovo, noi non facciamo i leoni in casa per poi disertare le trasferte, magari scoraggiando i propri tifosi a una trasferta di appena 9 chilometri. Caro Castronovo, noi non disertiamo i conviviali di fine gara come ha fatto lei nel post gara di Coppa Italia al Broccoleri, addirittura disertando la gara nella città della sua famiglia e dove ha tanti amici, come i tanti dirigenti del Pro Favara che sempre le hanno manifestato il massimo rispetto. Anche quello che ieri il presidente dell'Agrabas, ribadiamo solo lui, non ha avuto nei nostri confronti. Favara e Pro Favara lo aspettano nella gara di ritorno insieme ai suoi tifosi al seguito per farle ricordare cosa significa avere un cuore giallo-blu e soprattutto cosa significa rispetto, corretta rivalità sportiva e senso di ospitalità. Partita maschia, il Favara insomma ha giocato abbastanza pesante. Credo che l'Agragas ha giocato pesante, hanno giocato tutti e due pesante, che dentro il campo la posta in palla era importante e chiaramente però dico, poi alla fine è stata una partita leale, anche la tifoseria e tutto. Diciamo che queste partite sono così maschi, non c'è niente di pesante, niente di far gridare, questo è.
Bastano 20 minuti sottotono del Monreale a decidere la vittoria del Canicattì nella nona giornata del campionato di eccellenza. I gol di Federico e Maggio su calcio di punizione nei primi 15 minuti di gioco mettono subito inserita la gara per i padroni di casa. Non basta il gol di Russo, il più pericoloso tra i suoi, a rimettere in piedi la partita. In evidenza tra i giocatori in maglia biancorossa il centrocampista Walter Malluzzo, a cui il tecnico Pippo Romano ha dato fiducia facendolo giocare per tutti i 97 minuti. La prima volta in questo torneo per Malluzzo, che era partito sempre dalla panchina ed è alla sua seconda stagione con il Canicattì. Il collettivo si è espresso bene e l'allenatore è soddisfatto. La squadra ha risposto alle mie sollecitazioni, ha detto il tecnico Pippo Romano, ed ha costruito buone azioni di gioco. Sono contento per la prestazione e per il risultato, ma resto convinto, ed è questo che cerco di far capire ai miei ragazzi, che ogni partita ha una storia a sé e non si deve mai guardare alla posizione di classifica dell'avversario. In effetti il Monreale, essendo una delle formazioni più deboli del torneo per la posizione occupata in classifica, accorciando le distanze con la rete di Russo, è rientrato in partita ed avrebbe potuto avere l'occasione di colpire ancora. Tra non molto si riaprirà il mercato e il Canicattì è pronto a fare la sua parte. La società sicuramente tratterà con un attaccante di peso per rafforzare il reparto offensivo, dove oltre a Gargiulo, neo arrivato, c'è il buon Angelo Caronia, che si è messo in evidenza e ha marcato un inizio di stagione positivo. Con questa vittoria i biancorossi, allenati da Pippo Romano, mantengono la zona playoff con 17 punti in 9 giornate, gli stessi conquistati finora dalla Parmonval. La zona playoff è quella che si addice meglio alla società, che dopo la partenza negativa e il cambio di allenatore in corsa ha perso per strada qualche punto. Prossima sfida per il Canicattì in casa al Saraceno di Ravanusa domenica 17 novembre alle 15 col Castellammare. Ancora calcio, adesso uno sguardo ai risultati delle agrigentine che militano in promozione, prima e seconda categoria. Carmelo Lentini. In promozione la grande sorpresa della giornata arriva da Palma di Montechiaro, dove la locale Gattopardo è riuscita a superare del testa a coda la Folgore con il più classico dei risultati e cambia letteralmente la vetta della classifica. Torna alla vittoria all'Empedoclina di Angelo Mercante grazie alle reti di Donato, Curabba ed Abate. L'Unità Sisciacca si aggiudica il derby con Camarat grazie alla doppietta di Cortese e all'autogol di Musa. Anche il Casteltermini continua a mietere vittorie importanti e battendo il San Vito Lo Capo si posiziona in seconda posizione. In prima categoria continua il magico momento per Gemini ed Atletico Favara, che vincono entrambe rispettivamente con il Raffadale per 2-0 e il Villarosa grazie ad una rete di Fanara. Il derby Ravanusa-Libertars si lo aggiudica alla seconda con il risultato di 0-2. In classifica generale guida sempre l'Atletico Gorgonia con 18 punti, inseguita a ruota dalla coppia agrigentina Gemini-Atletico Favara. Con la sconfitta di questo turno il Raffadale esce momentaneamente dalla zona playoff. Infine, in seconda categoria Gironee, bella vittoria dell'Atletico Montallegro che supera l'Acquaviva e si posiziona nelle zone alte della classifica alle spalle del capolista Eraclea Minoa, anch'esso vincitore sul campo delle Marianopoli. Anche l'Alessandria della Rocca esce vittorioso superando tra le mura micherrese. Perdono invece sia il Muxar sul campo di Delia con la Nuova Petiliana che l'Atletico Licata con il Vallelunga. Dolce & Gabbana non dimentica Agrigento, il marchio di moda che in estate ha scelto la Valle dei Templi per una sfilata da 1001 notte è tornato a celebrare la bellezza del parco archeologico. Sui canali social di Dolce & Gabbana un nuovo video che rievoca la sfilata dell'estate scorsa con un palcoscenico speciale, il Tempio della Concordia. Vi mostriamo uno scorcio dei video pubblicati. Vediamo.
questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.